morti si è creato un clima di insicurezza con gli obiettivi sensibili presidiati dalle teste di cuoio. La solidarietà della gente che si ritrova per strada, in piazza per dire no al terrorismo. Chiede agli imam del Veneto una presa di posizione ferma, di condanna anche il presidente del Veneto Luca Zaia. La politica non sta certo a guardare, ma siamo alle prese di posizione. Allora andiamo subito a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale del Veneto, in diretta. Elisa Billato. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Milva. Appunto lo dicevi anche tu, la condanna della politica veneta è unanime, lo vedrete anche nelle immagini, tutti i consiglieri regionali hanno esposto il cartello in solidarietà alla Francia, Je suis Charlie. Ma dai banchi del Consiglio regionale arriva anche una proposta concreta. Il Partito Democratico infatti ha invitato il Presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato ad invitare in aula, in Consiglio, tutti i rappresentanti delle comunità islamiche del Veneto, appunto per dare un segnale di pace, di dialogo, di fratellanza, ma soprattutto perché prendano posizione contro gli estremismi e per isolare appunto i fanatismi che, lo sappiamo, possono annidarsi anche qui in Veneto. Ma allora sentiamo le voci raccolte questa mattina e con questo io ti ridò la linea, Milva. Questi fatti di sangue si avvicinano sempre più anche a casa nostra e dobbiamo allertare tutto quello che è possibile per evitare che questi atti di fanatismo, questi fanatici possano anche insinuarsi anche nei nostri territori e possano commettere fatti così esecrandi. Una condanna che deve essere dura, impietosa, perché si minano con questo attentato, con questa barbarie, le fondamenta democratiche non solo della Francia ma anche dell'Europa. Noi non dobbiamo cedere alla paura, dobbiamo evitare che l'Islam venga messo tutta dalla parte dei terroristi e quindi evitare di aprire una guerra di religione che non è utile né all'Italia né all'Europa e né al mondo. Prima di tutto solidarietà alla Francia, alle istituzioni, ma soprattutto al popolo francese che ha subito questo attentato. Da parte nostra io chiedo un intervento forte da parte del mondo islamico moderato, i quali devono essere i primi a condannare senza se e senza ma questo attentato, perché il terrorismo si sconfigge solo così, tutti uniti, ma soprattutto l'Islam moderato che deve dare un segnale forte di compattezza. Uno sportello per le vittime di reato per non lasciarle sole ad affrontare i problemi.